Si sono accesi ieri sera i riflettori sull'edizione 2018, la sesta, del torneo interaziendale Win-Win, inserito quest'anno nel vasto calendario di Bassano, città europea dello sport. E per l'occasione i dipendenti delle 18 aziende coinvolte nel torneo si sono ritrovati alla Fami di Rosà, sede della manifestazione, per incontrare Maurizia Cacciatori, per anni simbolo del volley femminile azzurro, che partendo dalla sua esperienza personale ha raccontato a suo modo lo sport. Con grande semplicità l'esperienza di quella che è stata la mia vita, sicuramente di campionessa ma anche di atleta che ha tratto dal volley eredità molto importanti come la comunicazione, fare squadra, mettersi in gioco, essere determinati e allo stesso tempo avere empatia, e quindi sono strumenti che utilizzo oggi nel mio essere donna nel campo del lavoro, madre e sempre anche tanto sportiva. Inevitabile il paragone tra il mondo sportivo e quello dell'impresa. Un team che sia di pallavolo o comunque di qualsiasi specialità sportiva è anche un'azienda, perché il DNA di ogni elemento fa sì che l'azienda o la squadra sia performante, quindi è tutto quello che noi mettiamo, no? Quanta voglia abbiamo di entrare in campo e di fare squadra, questo è davvero essere vincente o no. Accanto all'incontro con la campionessa azzurra, spazio anche alla cerimonia di apertura ufficiale dell'edizione 18 di Win-Win, con la presentazione di squadre e calendario. È un torneo interaziendale in cui si sfidano i dipendenti appunto di 18 aziende. Nel beach volley le dipendenti donne, i dipendenti maschi si sfidano nel calcio a 5 e nel basket l'abbiamo lasciato libero sia maschile che femminile. A vincere però ogni anno la solidarietà. Assolutamente sì, tutto ricavato sia delle iscrizioni che vanno come sotto forma di donazioni. Ci piace definirle a pioggia nei progetti appunto del Rosatese.